Una stangata che pesa ancora una volta sulle famiglie, quella arrivata ad ottobre che riguarda le bollette di luce e gas. Più 1,4% l'incremento subito per l'energia elettrica, più 1,1% quello per il gas. Se si considera poi che l'aumento precedente risale appena a qualche mese fa, a giugno per l'esattezza, con un più 2,6% per il gas e lo 0,2% per la luce, è facile trarre le conclusioni. E quindi una conseguenza inevitabile, quella che porta sempre più famiglie a cercare modalità favorevoli per il pagamento delle bollette, una su tutte la rateizzazione delle fatturazioni. Semplicemente basta recarsi nei nostri uffici e chiedere le opportunità per la rateizzazione delle bollette. Per le famiglie in difficoltà l'obiettivo di risparmiare arriva anche dall'autolettura del contatore. Permette attraverso l'autolettura di non avere i picchi degli acconti e quindi avere una bolletta costante, una rata quasi costante, reale sui consumi. C'è poi un accordo unico nel suo genere siglato da Ascotrade con i sindacati per andare incontro alle famiglie più in difficoltà. Prevede uno sconto di 10 eurocent sul consumo a metro cubo gas per tutte le famiglie che hanno un reddito ISEE al di sotto dei 15.000 euro. Sempre nella logica di venire incontro agli utenti che risentono maggiormente della crisi, ma anche per ampliare il proprio mercato, Ascotrade ha avviato in tutto il Veneto un'offerta luce più gas che prevede uno sconto del 4% sull'energia elettrica e di 40 euro sul gas.